Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti amici di Mattoscacco, voglio mostrarti questa partita del 1854. Tu dici, è possibile che più di 150 anni fa sapevano giocare così bene a scacchi? Sì, è possibile, senza motori e probabilmente anche senza una lunga tradizione anche di libri, no? Quindi è veramente, veramente molto interessante. A proposito di libri, è appena uscito da poco su Amazon il libro Finali di Torri di Andrea Stella, dove il Gran Maestro spiega quali sono i principali finali di torre che ti possono capitare e come risolvere, sia da bianco se hai magari il pedone in più, sia da nero se hai il pedone in meno. Ma andiamo a vedere questa partita, te la voglio mostrare perché è veramente, veramente tanto, tanto carina. Di 4, di 5, C4 e 6, cavallo C3, cavallo F6, cavallo F3, siamo in una difesa classica che si trasforma in una semislava, alfiere in G5, questo è abbastanza comune in questo tipo di formazioni, alfiere 7 per schiodare il cavallo e 3, cavallo B di 7, alfiere D3. Bene, lo scopo del bianco sarà probabilmente quello di portare la donna in C2, creare una batteria che attacca su H7 e al momento giusto, magari quando questi due cavalli non saranno più in connessione, si potrà cedere il proprio alfiere per catturare il cavallo F6 che è difensore del punto H7 e quindi poi entrare, chiaramente questo dopo che il nero avrà arroccato. D per C4, alfiere per C4. Voglio tornare indietro di qualche mossa e voglio farti vedere questa piccolezza, che queste sono le piccolezze che ti fanno diventare un giocatore migliore. Il nero qui ha giocato cavallo B di 7. Avrebbe potuto catturare il pedone? Assolutamente, ma seguimi bene in questo ragionamento. A seguito della cattura, il bianco sposta l'alfiere e cattura il pedone. Quante mosse ci ha messo il bianco per fare questa cattura? Una sola. Guarda invece com'è andata in partita. In partita è andata così. Il bianco muove l'alfiere, poi gli cattura il pedone e rimuove l'alfiere. In quanti tempi il bianco è andato sulla casella C4? In 2 tempi. Quindi attenzione a aiutare il vostro avversario, a facilitare il vostro avversario. Perché? Ritorniamo indietro e facciamo un attimo questo ragionamento, ci tengo soprattutto per chi è all'inizio. Andare ora a giocare, scusami, qui è stato giocato E3. Andare ora a giocare subito pedone per C4 fai un favore al bianco. Qual è il favore? È che il bianco non vede l'ora di arroccare e per farlo deve togliere l'alfiere. Quindi se tu gli fai muovere gratis un alfiere, gli hai fatto un favore. Invece l'alfiere te lo devi sudare. Io prima faccio qualsiasi altra mossa, poi visto che tu devi arroccare devi decidere se mettere l'alfiere in E2 o in D3 e ora che l'hai messo posso catturare facendoti perdere un tempo e facendo anche andare questo alfiere sulla diagonale sbagliata, perché la diagonale corretta sarebbe quella B1 H7. Andiamo avanti, a rocco corso da parte del nero, fin qui sembra una partita equilibrata, l'alfiere si riposiziona in D3, forse era un pochettino più preciso l'arrocco, ma va bene, tanto è lì che dovrà andare probabilmente l'alfiere. H6 per scacciare quel fastidioso alfiere. Probabilmente qui altre soluzioni carine sarebbe stata una mossa come cavallo D5 o vediamo se c'è qualche roba brutta sul cavallo D5, attiviamo il motore perché queste sono quelle cose che bisogna assolutamente vedere. Cavallo D5, c'è qualche... no, non c'è niente, cattura. No, stavo chiedendomi se c'era qualche dono greco, no, ma non essendoci nulla. Ok, torniamo a noi, quindi alfiere di 3, H6 è stata la mossa che è stata giocata e H4. Questa trappola a quanto pare ha più di 150 anni. Attenzione a quando ci sono le scacciate d'alfiere, perché spesso la mossa H4 è una mossa molto insidiosa. Questo alfiere non si può catturare. Dico che non si può catturare, ma in partita viene catturato. E perché non si può catturare? Perché dopo questa cattura è vero che abbiamo per ora dato un alfiere per un pedone, ma adesso questo pedone scaccia il più grande difensore dell'arrocco. Quindi una volta che questo cavallo se ne sarà andato in partita, il cavallo viene messo in E8, adesso c'è un po' di pressione, vero? Converrai con me?
cosa interessante sarebbe magari anche far uscire la donna in H5, quindi la donna sarà poi in batteria con la torre e siamo pronti a dare scacco matto. E qui in partita il bianco gioca re di 2. Re di 2 per permettere poi alla donna di uscire, no? In questo lato e magari di sacrificare tutto e di andare anche con l'altra torre. Il computer consiglia una mossa un pochettino anche più veloce, che subito alfiere H7, scacco, il re è costretto a mettersi sull'attacco della torre e ora chiaramente non ci sono scacchi di scoperta interessanti, donna C2 con minacce di matto, no? Per esempio si minaccia un scacco e a seguire poi donna H7 matto. Qui bisogna poi giocare a G6, alfiere comunque per G6, scacco, e qui direi che la posizione del bianco è assolutamente soddisfacente. Ovviamente questo alfiere non si può catturare, altrimenti arriva il matto. Ma torniamo in partita dove il bianco decide di giocare re in D2 per far connettere le torri e chiaramente anche la donna. Il nero è troppo ingordo, ma questo pedone mi rendo conto che è molto fastidioso, quindi cattura, cattura, cattura. E adesso come risolveresti questa situazione? Sì, assolutamente c'è sempre alfiere in H7 che è interessante, ma qui il bianco gioca torre in H5. Grazie a questa mossa si dice che il bianco ha guadagnato un tempo sulla regina del nero che si deve spostare e si è gratuitamente un posticino anche per la donna per raddoppiare ed entrare e dare matto in ottava traversa. La donna si sposta e ora qui c'è la combinazione che porta alla vittoria. La riesci a vedere? C'è una combinazione molto veloce perché forse altre mosse sarebbero più lente o forse non cambierebbe assolutamente nulla perché la situazione è grave. No, in realtà no, il nero riuscirebbe a salvarsi. Sto vedendo dopo una roba di questo tipo, c'è G6, no? Vediamo se anche il computer, sì, anche il computer consiglia G6 perché la donna dà un occhio qui, quindi non è che finisce l'iniziativa del bianco per carità, ma non è così forte. C'è una mossa più interessante, vediamo se riusciamo a tornare indietro un attimino. Chiudiamo il motore, ok. La riesci a vedere? Ti lascio qualche secondo. Alfiere H7 scacco. Unica via di fuga e ora come si continua? L'hai vista, lo so che l'hai vista. Alfiere G6 scacco di nuovo e il re ancora una volta deve andare qui. E adesso come si conclude la partita? Questo è proprio un tipico colpo tattico da problemi di chess.com. Si sacrifica la torre per stanare il re e farlo andare nella colonna H, obbligata. E adesso donna H5 o donna H1 si ottiene lo stesso medesimo risultato, poiché scacco, il re va in G8 e arriva il matto. Bellissima combinazione con sacrificio di pezzo. Rivediamo un attimo il momento della combinazione. H4. H4 è buona, lo dice il computer che è buona e questa cattura non è per niente buona. Il cavallo deve togliersi. Adesso si capisce che ad occhio tutti, Niccolo Napoli dice sempre, il maestro Fede Niccolo Napoli dice sempre, quando hai tutti i pezzi che ti possono stare in una mano, e se vedi questi pezzi del nero stanno in una mano vuol dire che c'è qualcosa che non va, e si vede che il re nero non ha difensori, cioè c'è un attacco interessante e il re nero non ha difensori, non ha modo attualmente di avere dei difensori, quindi re di 2 è forse un po' lenta. Qui c'è stata un po' di ingordigia, cattura e ora torre H5 e arriva la combinazione spettacolare, alfiere H7. Questa è da ricordare perché si gioca sempre sullo scacco di scoperta e questo ci permette a noi di guadagnare dei tempi e a questo punto arriva la combinazione poi di matto. Bellissima partita, spero che ti sia piaciuta, vecchia ma come si dice... vecchia ma interessante, così dice il fascino delle cose mature. Vabbè, non trascendiamo dal gioco degli scacchi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!